Non solo più auto e maggiori controlli nelle ore notturne, ora per la Polizia Municipale di Venezia arriverà una nuova sede operativa e sarà a Marghera, in una delle zone più critiche sul fronte della sicurezza. Abbiamo inaugurato l'altro giorno 13 nuove auto, saranno le pattuglie serali e notturne con 40 nuovi vigili assunti dall'amministrazione comunale per un servizio serale notturno. Queste pattuglie, così come anche le unità cinofile che ormai sono conosciute in città per il loro importante lavoro, troveranno sede a Marghera, in via Cafasso, in una ex scuola abbandonata da tempo e che in qualche modo verrà riconvertita e riqualificata in un quartiere difficile come quello di Marghera Sud Caimiliani. Questo per dare risposta ai cittadini che chiedono protezione e controlli sul territorio. Tra queste auto poi, nello specifico, 2 di queste pattuglie serali e notturne saranno destinate unicamente alla zona di Marghera, che in qualche modo ha alcuni problemi di natura legata allo spaccio o altri reati criminali, e su questo l'amministrazione comunale c'è, ci vorrà sempre essere per reprimerli, per sanzionare le persone che si comportano male e per riportare la tranquillità in tutti i quartieri della terraferma. le tempistiche? Contiamo entro il prossimo anno di inaugurarla.